sempre sottolineare che le donne devono faticare di più e ancora oggi ci sono veramente tanti gradini da dover scalare con fatica, quando invece dovrebbe essere la strada oramai spianata e tutta in pianura. Non lo è, però fa niente, noi abbiamo la scorzadura, ce la faremo. Mentre voglio salutare Osilo perché ci fa un altro bel regalo ad essere presente con un abbigliamento spettacolare che voglio raccontare al pubblico che soprattutto non sardo, magari per la prima volta lo può ammirare. Si tratta di un abito che si connota agli inizi del Novecento, è un abito esclusivo delle donne abbienti, riservato alle grandi cerimonie e denominato estiregheia. La veste è molto preziosa perché ha tessuti come il terziopelo liscio, che è un velluto di seta, il raso di seta arricchito da ricami piuttosto estesi, come vedete sia nel copricapo che nella balza della gonna, ricami chiaramente fatti a mano. Pensate che per eseguire questo costume occorrevano più di 7 metri di velluto di seta, quindi dovevano essere anche ricche le persone che lo commissionavano. I ricami ricevono influssi dello stile Liberty. L'indumento più caratteristico è Saccapitta, che è la mantellina che vedete inquadrata. Molto interessante è anche il subropittu, che è il giubbetto che è chiuso ermeticamente, che siete riusciti a vedere velocemente, che ha delle maniche particolarmente aderenti con bottoni in filigrana in argento, inquadrati proprio poc'anzi, eccezionalmente erano d'oro per i matrimoni o comunque per chi poteva permetterselo, chiaramente pochissime famiglie, pochissime donne. La gonna Savaldetta è tutta in velluto granato, con una parte anteriore che poteva essere staccata e con una balza di raso identica a quella de Saccapitta. Caratteristiche sono questi accordi cromatici di tutti gli indumenti, molto particolari e soprattutto